Il Parlamento è sovrano e quindi chiaramente il Parlamento farà le sue scelte. Per quanto mi riguarda io non posso che auspicare che il messaggio del Capo dello Stato abbia quel giusto riscontro che merita. No, il Ministro Quagliarella ha fatto un discorso che secondo me è un discorso di grande correttezza. Noi non possiamo pensare a provvedimenti pro, contro, eccetera. Noi dobbiamo pensare ad una cosa che serve alla popolazione carceraria e che sia voluta dal Parlamento. Nel passato i reati finanziari non sono mai stati considerati, quindi è soltanto una manifestazione di esperienza vissuta. Però chiaramente poi ritorno a ripetere, perché io non scippo le prerogative del Parlamento, nonostante qualcuno lo pensi, non mi permetterei mai. Io da parte mia mi preparo per quando mi chiederanno il parere, perché naturalmente non è che noi non esistiamo, ma abbiamo anche una funzione ogni tanto. È importante modificare proprio l'edilizia penitenziaria, oltre ad aumentare i posti, anche rendere diversi i posti che ci sono. E su quello stiamo lavorando naturalmente con i mezzi finanziari di cui disponiamo, che come lei può immaginare non sono eccezionali, però lei pensi che alla data del 2015 avremo 10.000 posti carcere in più. Ministro, come valuta il carcere di Padova? Bellissimo, una cosa mi ha fatto veramente un immenso piacere vedere un carcere enorme, perché enorme, con un sovraffollamento anche notevole, tenuto molto bene, molto pulito, molto organizzato e soprattutto con queste capacità di lavoro che sono straordinarie, che fanno di Padova un modello. Io vorrei che i modelli come quelli di Padova venissero esplorati in tutte le carceri italiane. Era veramente consolante vedere l'attività che vi si svolge, il clima in cui si svolge e proprio tutta la tenuta del carcere, quindi credo che Padova possa essere orgogliosa anche di questo.